Ritmo soprattutto, questo è il tema del saggio musicale delle sezioni A e B della Scuola Media Facchini di Sora, tenutosi nell'Auditorium Cesare Baronio sotto la direzione della professoressa Maria Teresa De Donatis. Lo spettacolo è stato incentrato sulla body percussion, la produzione sonora attraverso la percussione del proprio corpo. Il nostro istituto è una scuola di indirizzo musicale, per cui piuttosto che permettere ai ragazzi di suonare uno strumento anche alternativo nell'ora di educazione musicale, mi sono cimentata in quella che è un po' di body percussion che riprende il ritmo, cioè le percussioni con il corpo, quindi tutto ciò che è ordine, scansione nel tempo ordinata, quindi dei movimenti e del tempo e del ritmo, che ha preso comunque sia il corpo che la parte, diciamo, alta del corpo, quindi i mani e che i piedi, insomma, ecco, esercizi di questo tipo, oppure con percussioni come bastoni e legnetto. Un saggio che ha entusiasmato i tanti presenti, che sono stati letteralmente trascinati dall'esibizione degli alunni delle sezioni A e B. Molto soddisfatta della riuscita del progetto la dirigente dell'Istituto Comprensivo 3 di Sora, Marcella Petricca, che ha sottolineato l'importanza della scuola nel coinvolgere i ragazzi in diverse discipline. Io sono orgogliosissima dopo aver assistito a queste sonorità così ordinate, così ritmicamente perfette. Sono entusiasta ed orgogliosa del mio gruppo di insegnanti, della professoressa De Donatis in particolar modo, ma degli alunni che hanno risposto alla grande a un modo di fare scuola attivo, creativo, coinvolgente, appassionante e che ha, come abbiamo potuto vedere, entusiasmato grandi e piccini. Sono anni che anche le altre docenti perlustrano questo ambito della ritmica, della sonorità, impiegandola in modo trasversale per tutti i progetti, nella poesia, come dicevo prima nel mio discorso conclusivo, ma è una strategia, è semplicemente una strategia che serve a distrarli dall'abuso dei social, della tecnologia, a recuperare la motricità fine che è molto negletta e tra l'altro vede questi ragazzini oramai quasi a livello di essere un po' imbranatelli, lo dico in modo affettuoso, perché non esplorano più certi muscoletti delle mani, dei piedi, stando solo seduti a usare pollice e indice per usare la tecnologia. Quando la scuola vuole può anche incidere su una formazione globale che cambia anche degli stili che possono essere poco formativi.